che arrivate il primo pomeriggio, vi fate una cortesia, soprattutto voi che siete in prima fila sulla platea. Scusa, stasera si prega da figli, non pregate da clienti, che la Madonna non vuole i clienti. Se siete venuti a fare i clienti della Madonna, ve ne dovete andare. Se siete venuti a fare i figli e incontrate mamma, statevi qua. Sapete perché? Lo dico a qualcuno che chiede la vuota testa, vuota a perdere come le bottiglie della Piena Verona. C'è qualcuno che tiene la testa vacante. Se stai qui, non perdere tempo, perché lei te l'ha già chiamata. Tu non volevi venire, sei venuto. E lei mo ha detto vieni, e stasera tocca a te. La Madonna ha le mani aperte, pronta per spargere le grazie sui figli che la incontrano. E stasera la Madonna certamente farà cose grandi nel giorno. Qui ogni 28 succede il macello. Sapete perché? Non so se vi credete, anzi non vi credo per il vostro proprio. Quando preghiamo, lei scende in mezzo a noi, si sente forte e passa a vedere i figli, chiamare, chiudete gli occhi, non pensate a nessuno e dite a me ciò che desiderate, guardate vedete che succede, perché ogni un giorno speciale, tra l'altro coincide con la Pentecoste, quindi di lusso, va bene? Purtroppo non c'è posto, potevamo dire la messa all'aperto, ma non mi sono azzardato. Il mese prossimo facciamo tutta all'aperto, che sta più all'aria, però se c'è qualche giovane che vuole si può sedere qui, va bene? Sedetevi, anche se vi cacciano, voi non vi muovete perché si sta bene al fresco, vi vengono delle belle, va bene anche questo sì, prepariamoci per la festa.
Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Io vi devo confessare con voi, sono un po' geloso. Sapete perché? Noi oggi celebriamo la festa della Pentecoste. Lo Spirito Santo è sceso o si è fuso in Maria e gli Apostoli nel cenacolo. Da quel giorno quegli uomini che facevano schifo, ma schifo veramente, sono cambiati. Scusate, allora, e a noi? A noi niente. Che ne dite se chiediamo allo Spirito Santo di fare le stesse cose che avvenne da noi? Una bella scaricata di Spirito Santo in noi, che scelga, che cambi la nostra vita e che ci faccia diventare cristiani infuocati d'amore e annunciamo al mondo così brutto una situazione nuova, un nuovo mondo. Sentite, io lo voglio invocare lo Spirito, però prima di fare questo dobbiamo toglierci i pesi. Vedete questi palloncini a forma di colomba? Fino a stamattina stavano sgonfi. Se dentro questi palloncini mettevamo il fiato, questi palloncini stavano appesi. È stato messo, l'elio, si chiama così su cosa, io non so leggere, non so scrivere. Questi palloncini vogliono volare. Se la nostra coscienza è piena di peccati, noi strisciamo per terra, ma se la nostra coscienza è piena di spirito, noi che facciamo? Andiamo verso l'alto. Sentite, leviamo tutti i peccati che abbiamo fatto, chiediamo perdono, così cominciamo a volare stasera. Riconosciamo umilmente tutti i nostri peccati. Forza. Confesso. A Dio mio bene, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondisi nei confini della terra i doni dello Spirito Santo e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima una comunicazione di servizio. Le auto che sono parcheggiate in superficie pedonale vanno spostate, però arrivano le multe. Grazie. Dagli atti degli apostoli. Mentre stava compiondosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco,
che si dividevano e si spostavano ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che escono del cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbato, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti, eppure di siete la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedice il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Recitiamo insieme la sequenza allo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo Dio, manda a noi dal cielo il raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando a voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete i peccati non saranno perdonati. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Sentite, vi hanno insegnato una regola per fare una bella predica, anzi sono due le regole. La prima regola di un prete antico, vecchio, più di 90 anni, disse: padre, chi è breve è bravo. Io voglio essere bravo, quindi sono breve, anche perché mi sta caro. Secondo, per fare una bella predica ci vogliono 3 cose. Primo, avere qualcosa da dire. Secondo, dirla. Terzo, smettere subito. Io voglio essere bravo e voglio fare una bella predica. Allora, com'è la storia della Pentecoste? Che cosa festeggiamo noi oggi? Com'è questa storia di sto Spirito Santo? Che non ci capiamo niente. Sentite, quando Gesù, abbiamo ascoltato nel Vangelo, è risuscitato, ha fatto 2 cose. La prima mattina all'alba è andata a trovare Maria Maddalena e si è incontrato con lei. Poi Maria Maddalena, presa da questa gioia di aver visto il risorto, si mette a correre verso gli apostoli, annuncia la notizia, e poi San Pietro e San Giovanni corrono pure loro per verificare la risurrezione di Gesù. La sera, ecco il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, la sera di quel giorno erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei Giudei. Sapete perché? Avevano ucciso Gesù, avevano paura di essere uccisi pure loro, si erano chiusi a chiave, anche perché ormai stavano a lutto, stavano scoraggiati, erano tristi, erano impauriti, erano vigliacchi tutti quanti, hanno fatto schifo tutti, iniziando da San Pietro. Arriva Gesù. La prima parola che dice: vi comando la pace. Non vi auguro, come ci facciamo gli auguri della pace, no. Ehi, basta, sto qua. Vi comando la pace. Bene, mi piace. Pace a voi. Smettetela, finitela di stare tristi e in paura. Poi sapete che fa? Detto questo, è il Vangelo di stasera, soffiò, fece così. Perché? Perché ha fatto così? È il gesto creatore del Padre che nel libro della Genesi, quando plasmò l'uomo a sua immagine e somiglianza, alignò sul fango e quel fango divenne Adamo. Il gesto di buttare il fiato di Dio in quel pupazzo che divenne vivo significa che Dio ha buttato nell'uomo il suo alito di vita. Gesù, risorto fresco di risurrezione, rifà il gesto della nuova creazione, perché nasce un tempo nuovo. Fossi stato io Gesù Cristo, avrei preso a schiaffa a tutti, avete vergognato, avete fatto schifo tutti, avete tradito, avete abbandonato, vi siete scappati. Invece Gesù alita su di loro e dice: ricevete lo Spirito. Allora chiariamoci, perché nelle nostre assemblee ci hanno fatto credere cose sbagliate. Oggi Pentecoste significa 50 giorni dopo Pasqua. Non celebriamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenaco come ci hanno insegnato. Non è disceso niente, è già disceso la sera di Pasqua.
E a Pentecoste, 50 giorni dopo, cosa è successo? Attenzione. Sapete la differenza tra la parola infusione e la parola effusione? Scusate se faccio una predica da Salvatore, perché qua parliamo difficile, non si capisce. Infondere lo spirito, lo dico soprattutto a voi giovani, perché stasera questo deve succedere, significa buttare dentro lo spirito. Lo Spirito Santo in noi è stato già buttato dentro. Con il battesimo non solo lo Spirito è sceso in noi, ma è meglio che ci chiariamo, perché è inutile che perdete tempo, anche se tu non lo sai, non te ne sei accorto, non ti sei reso conto, non ti piace, non lo vuoi. Tu sei stato, attenzione, abitato, sta dentro, fratelli e sorelle. Lo Spirito Santo ce l'abbiamo dentro tutti quanti. Siamo figli di Dio, siamo battezzati, poi per chi di voi ha voluto avete mandato a chiamare il vescovo, ci ha messo pure il timbro, stiamo a posto. E a Pentecoste cosa è successo? Lo Spirito che Gesù la sera di Pasqua ha buttato dentro è stato effuso, cioè è venuto fuori, si è manifestato. Dice il libro degli Atti che abbiamo appena ascoltato, all'improvviso è successo un macello, si arrivò un fragore, cioè uno scoppio, un boato, un chiasso, poi aggiunge, non so se avete capito, quasi un vento che si abbatte impetuoso, cioè una scaricata di vento forte. Lo Spirito viene presentato come vento che mette sotto sopra tutto. Riempì la casa, apparvero loro lingue, non lingue di fuoco, come di fuoco. C'è stato vento, c'è stato fuoco, che si posarono su ciascuno di noi. Scusate, parlo a modo mio, così ci chiariamo. Lo spirito che quegli uomini hanno ricevuto a Pentecoste ha fatto effetto 50 giorni dopo, vestiti di coraggio, di forza. Si sono aperte le porte, prima stavano chiuse a chiave. Non ho più paura di nessuno mi fa più impressione, non ho paura di niente, neanche di morire. Sono usciti, hanno incominciato con il potere dello Spirito a fare i macelli, al punto che li hanno chiamati ubriachi, li hanno chiamati fuori di sé. Ma che sta succedendo? Ma chi sono questi uomini? A un certo punto, dice il brano del libro degli Atti, lì a Gerusalemme c'era una folla enorme da tutti i paesi, da tutto il mondo. Dicono, siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti di Cirene, Romani, Giudei, Proseliti, Cretesi, Arabi, da tutto il mondo. E li capiamo tutti. Perché lo Spirito era sceso, spirito di coraggio, ma spirito anche di unificazione. Si capiva tutto, perché è nato forte un linguaggio nuovo, che è il linguaggio dell'amore. Perché vi dico tutto questo? Qualcuno potrebbe dire, belle parole, ma che me ne importa? Dove va? Lo Spirito Santo che teniamo dentro di noi, la sta bene, è venuta ad abitare su mio Dio dentro, ma ha un difetto o una caratteristica o una qualità. Sapete qual è la qualità dello Spirito Santo che teniamo tutti dentro? È una sola. È molto educato lo Spirito Santo. Lo spirito di Satana è scostumato. Entra senza chiedere permesso e neanche sotto le mazzate se ne scappa, se ne esce. Lo Spirito Santo per agire chiede il permesso, è molto educato, ce l'abbiamo dentro. Ma molti di noi, iniziando da me, non vi scandalizzate,
Sapete dove l'abbiamo messo? Nell'angoletta. Sta lì, bravo, bravo, ogni tanto buca. Chi sei? Sono lo spirito di santità, sono lo spirito della preghiera, sono lo spirito della... State zitto, fatti i fatti tuoi, mettiti nella preghiera, zitto e buono. Molti di noi abbiamo lo spirito, ma sta in galera. Dentro di noi sta in galera. Lasciamo agire l'altro spirito che non è santo. Allora, scusate, se una persona caccia nervosismo, bestemmie, parolacce, critiche, calunnie, fa lo sporcaccione o lo sporcacciona, è mariuolo, è bugiardo, sta sempre agitato, ce l'ha contro tutti, quella persona ha svegliato nel suo cuore lo spirito del diavolo. Tu che cacci le cose brutte vuol dire che hai dato retta allo spirito che non è santo. Una persona invece bella, sorridente, amorevole, che perdona sempre, che abbraccia tutti, che sorride, che caccia le cose belle che tiene dentro. O no, avete mai incontrato una persona, ma com'è bella, non ha bisogno di toccarsi o di farsi la palestra, è una persona che caccia amore, caccia gioia, caccia le cose belle. Quella persona è bella, ti viene voglia di avvicinarla, di abbracciarla. Una persona che sa chiedere scusa, sa chiedere perdono e che non si crede di essere importante e che si umiglia, che si tira indietro, quella persona caccia lo Spirito Santo. È semplice. A Pentecoste, 50 giorni dopo, quegli uomini che hanno fatto schifo da quel giorno erano diversi. Sentite, voi siete venuti così numerosissimi, appunto che non c'è neanche posto per tutti voi per farvi sedere. Non mi interessa come siete venuti, non mi interessa come state, perché molti di noi con la testa non ci stiamo. Molti di noi siamo qui fisicamente, ma il cervello sta dall'altra parte. Siamo bloccati, impauriti, arrugginiti. Molti di noi abbiamo una ruggine, cioè un po' di spitollo per sciogliere. Molti di noi siamo venuti qui, ma diciamo io non so manco perché sono venuti, non si rendono conto. Senti, non interessa come stai, non interessa neanche come sei stato, ormai non c'è più quel piacere. Vedi, interessa che tu stasera liberi lo spirito che hai tenuto in galera, lo fai venire fuori. Tu da stasera non ti arrabbi più, tu da stasera cacci amore, tu da stasera cacci pace, tu da stasera con certa gente hai messo la croce, tu da stasera cancelli il numero dell'amante, capito o no? Tu da stasera non ti metti più a gridare l'esaurito, capito o no? Tu da stasera incominci una strada di santità, perché lo spirito in questo momento sta spingendo. Se tu lo soffochi, diventi antipatico. Molte persone, è inutile che andate dall'estetista, andate alla palestra, vi fate i trucchi, vi fate... Voi siete, se siete pieni di odio, voi vi potete mettere pure i vestiti più belli e più firmati. Sei antipatico sei. Se tu invece sei una persona bella, che manca amore sei, tu sei simpatico. Avete capito? No. Io, con tutta la pena che ho fatto giocare con perché non c'è bisogno di capire, c'è bisogno di rivelare lo spirito che dopo, c'è bisogno di prendere sul serio. Sentite, io vi do una bella notizia. La Madonna che scioglie i nodi, io faccio
il 28 del mese, la Madonna che scioglie i nodi, noi non facciamo propaganda, non usciamo in televisione, non mandiamo in giro i messaggi per dire venite alla chiesa, faremo. Non è così che funziona, la nostra fede non va avanti per propaganda. Però vi devo dire una cosa, lei una volta al mese manda a chiamare i figli che vuole lei, i figli che stanno soffrendo. Vieni. Ogni 28 in questa chiesa il Signore sta ricostruendo un popolo nuovo. C'è una novità di vita che si sta muovendo nei nostri cuori in un mondo così sporco, così buio, così confuso, così sbandato, così disorientato. Il Signore desidera che nasca una nuova società. Andate a casa, non ingranate la retromarcia, non frenate la fede. Il Signore svegli nei vostri cuori coraggio che non avete mai avuto. E la Madonna, io lo devo chiedere, mi raccomando, che tra poco facciamo una bella passeggiata. A qualcuno qui presente voglio chiedere un regalo, non a tutti perché sennò questo non significa più. A qualcuno qui presente che sta molto attaccato, sciolto, deve fare niente. Mi devi dare un bacio nuovo. E con la sua carezza tutto cambierà. Coraggio. Non ti scoraggi. Non segui per caso, segui per chiamare. Buona Pentecoste. E a nome della Madonna posso fare una cosa. Me lo sta dicendo adesso, diglielo tu perché io non posso parlare. Posso fare una cosa? La posso fare? Siete bellissimi. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dà vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa una, santa, cattolica e storica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita di Dio. Fratelli e sorelle guidati dalla grazia dello Spirito Santo, invochiamo l'abbondanza dei suoi doni sulla Chiesa e sul mondo intero. Con fiducia diciamo: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i pastori del popolo di Dio, lo Spirito Santo li illumini e li sostenga nell'annuncio del Vangelo e nella testimonianza della vita. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per quanti sono rivestiti di autorità, lo Spirito del Signore doni loro discernimento e saggezza per orientare l'azione a favore del
della pace e del bene comune. Preghiamo. Donaci, Padre, tuo Santo Spirito. Per quanti operano nell'ambito della comunicazione sociale, con responsabilità e sensibilità umana e cristiana, servono sempre la verità e la libertà. Preghiamo. Donaci, Padre, tuo Santo Spirito. Per la nostra comunità, piccola Chiesa, il Signore risolto la luce con la sua parola e lo Spirito Santo la custodisca nell'unità. Preghiamo. Donaci, Padre, tuo Santo Spirito. O Padre che con i doni dello Spirito rinnovi sempre la tua Chiesa, guidala nel cammino dell'unità e nell'impegno della missione verso tutti i popoli, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Potete stare sempre. ci apra alla conoscenza della verità tutta intera, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi.
sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella protezione dell'unica fede. Per questo mistero è la pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo veramente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Angelo, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Riccardo e Vincenzo, di Michele, Carmela, la bambina Anna Maria, Gianni Cioffi e Teresa e Antonella, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che scioglie i nodi, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente e dell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Sentite, nella vostra vita speriamo mai, avete mai visto una persona posseduta dal diavolo? Non vedete che brutto. Ma io faccio un'altra domanda, non mi interessa di diavolo. Avete mai visto una persona posseduta dallo Spirito Santo? Qui è venuto un gruppo la prima volta da Riccia, i ricciolani a Bastano. Riccia, muovete la mano, una sola.
c'è un gruppo, sono venuti da Riccia Cambuascio. Quando ero parco a Cambuascio c'era un gruppo di preghiera dello Spirito Santo e io decisi, perché vedevo che era un gruppo di ammosciati, tutta questa gente si vecchi che non pregavano, non lodavano. Sentite, poi dobbiamo fare una riunione, dobbiamo chiudere il gruppo. Allora facevo la riunione al Boccione Valerio, no? E mentre discutavamo di chiudere questo gruppo, sul muro in fondo alla sala, alla stanzetta, c'era la vecchiarella, si chiamava Zia Graziella, dopo casata. Ricordate Zia Graziella? No, non muovete la testa. Era una vecchietta che sapete molto semplice, una gente, sapete quelli di capi di montagna, che non sanno, non è che sanno quando passare. Mentre io dissi, beh, allora decidiamo di chiudere il gruppo. Sta vecchietta, voi non vi ricordate questa cosa, non è fatto impressione. Fu presa dallo Spirito Santo, incominciò ad alta voce a pregare, a cantare, a lodare il Signore. Scese lo Spirito su sta vecchietta. Accanto a loro, le altre persone, contagiate da sta vecchietta, incominciarono loro a pregare, a cantare, a lodare il Signore. Il gruppo non si chiude più. Una vecchietta, la vecchiarella, posseduta dallo Spirito, ha cambiato tutto, ha cambiato le decisioni. Scusate, se al posto della vecchiarella ci mettiamo noi, immaginate se stasera, quanti siamo posseduti dallo Spirito Santo, che è uno Spirito che rinnova la mia vita, rinnova la faccia della terra. Voi immaginate che cosa succede? Che aspettiamo? Diciamolo subito, forza, Spirito, muoviti in noi. Padre nostro, sei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Sapete questa preghiera di liberazione? Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi e accettati, sicuri da ogni tormento. Guardate questa parola che diremo adesso, va a cambiare molto, fatela arrabbiare. Tu è il Re. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, lascio la pace che do alla mia pace, non guardate ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e porta a giudicare pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. il Signore sia sempre con voi. Buon sorriso, lo fate vedere? Datevi un bel segno di pace. Pace a tutti, mi raccomando.
tuo Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Per favore non andate in pace, alleluia, alleluia.
mezzo a noi, vieni Maria. Cammineremo insieme a te. Sciogli tutti i nodi e se c'è bisogno avvengano in mezzo a noi guarigioni fisiche, guarigioni spirituali, liberazioni. Se in mezzo a noi ci sono alcuni legati da Satana, si sciolgano tutti i vincoli. Vogliamo la gioia, Maria, vogliamo la pace. E l'ora che pia, la squilla fedele, le note ci invia dell'ave del cielo.
situazioni che mi abitano, dove non c'è pace, non c'è unione, non c'è serenità, dove c'è spirito di divorzio, di divisione, di discordia, di incomprensione. Chiediamo alla Madonna il dono della pace, chiediamo alla Madonna che ci protegga tutti, e allora insieme cantiamo, Dio al tuo popolo, bella Signora, che pieno di giubilo oggi ti onora. Cantiamo, forza, tutti! Ma perché il battagliere? Ma non è. Passa la Madonnina, forza! Aspetta, devo uscire. Sì. Vai avanti.
perché noi siamo come figli e noi cristiani abbiamo una mamma, noi non siamo orfani, noi nei momenti difficili abbiamo una mamma da chiamare, da invocare. E stasera, Maria, la tua presenza in mezzo a noi è forte, ti sentiamo vicina, Mamma Maria, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua presenza. Veglia sui tuoi figli che numerosi stasera vogliono la tua presenza e il tuo amore. Grazie Maria, grazie Maria, Maria che scioglie i nodi. Prega per noi. Adesso incominciamo il rosario alla Madonna che scioglie i nodi. Viva Mamma Maria! In questo momento vi do una notizia, c'è la diretta Facebook dell'associazione su YouTube pure dell'associazione Nostra Signora di Lourdes e Dolorione. Qui c'è Tino che con la sua equipe sono venuti da Milano, che loro veneranno la Madonna dei Nonni, per cui per chi voi di cuore diffondete la demonstrazione di questa sera. Iniziamo il rosario alla Madonna che scioglie i nodi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Spirito Santo, vieni nel mio cuore, del tuo amore infiammato. Dolcemente. Vieni Padre dei cuori, vieni Datore dei doni, vieni Ricevatore, Consolatore perfetto, ospite dolce, dolcissimo sorriso, nella
vita riposa nella calore del chiaro la luce bellissima il mare di Dio quella dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla in nell'uomo nulla senza forma lava ciò che sorge lava ciò che rama sana ciò che sana piega ciò che rige scalda ciò che scalda drizza ciò che sia dona i tuoi fedeli sono interrotti i tuoi santi doni dona il tuo premio dona ogni santo dona gioia eterna alziamo le braccia verso il cielo chiedere quello che avete bisogno da Dio. Nostra Signora, che sciogli nodi tu sai che la mia vita è piena di nodi, che mi sono, mi schiacciano, mi
mi affido a te con fiducia, perché tu li sciogli negli atti della potente intercessione. Signore, mi conceda la pace del cuore, la salute del corpo e dello spirito e li conduca alla gioia senza fine. Maria, non lasciarmi cadere nella tentazione del maligno, ma liberami da ogni schiavitù, paura e insicurezza. Dammi la tua grazia per seguire la strada giusta e non cadere nelle errori. Sciogli i miei nodi oggi, stasera, qui, su. E quando verrà la mia ora, sciogli il nodo definitivo della mia morte, perché finalmente e definitivamente libero da ogni peccato possa entrare nella beatitudine eterna. Amen. Avete preso la corona in mano e iniziamo. Tu sei qui. Tu sei qui. Tu sei qui chi? Chi è qui? Chi sta qui? Tu sei qui. Primo, non lo fate più, perché le bestemmie della benedizione vanno e tornano su di te. Scegli. Non da oggi in poi non lo fate più. La maledizione della bestemmia va, colpisce, ma va, torna a te, perché tu maledici e sei maledetto. Secondo, ritirare. Gesù, io stasera ritiro le bestemmie della maledizione che ho fatto. Per favore, non scherziamo su quel tema, io mi sono arrabbiato, mi hanno fatto arrabbiare. Fermati, sono tutte scuse. Non lo fare più, perché molte persone stanno soffrendo per questo motivo da anni. Molte persone, maledette dai genitori, si portano addosso la maledizione e stanno soffrendo. Ritirala, è un ordine, devi ritirare la maledizione che hai buttato, soprattutto i vecchi.
Oggi è Pentecoste. Volete prendere un brutto vizio tutti quanti? Prendiamo sto vizio, che è un bel vizio. Anziché buttare le bestemmie e le maledizioni, perché non buttate le benedizioni? Vi benedico. E se volete fare una cosa di lusso, un vizio di quelli belli di lusso, prendete il vizio di buttare lo Spirito Santo. Marito mio, ti benedico. Spirito Santo, scendi sul mio marito. Spirito Santo, scendi sul mio amore. Spirito Santo, scendi sui miei figli, soprattutto su quelle figlie che mi fa arrabbiare e mi ha fatto soffrire. Spirito Santo, scendi sul mio figlio e sulla mia figlia. Spirito Santo, scendi su quella persona che mi ha fatto da padre. Spirito Santo, io lo mando su di te. Prendiamoci il vizio, altrimenti non venite più a Sabato, perché vi sono ascolti di Gesù Cristo. Prendiamo il vizio, posseduti dallo Spirito, di buttare lo Spirito. Perché se voi benedite, la benedizione arriva, non vi preoccupate. Se una mamma ha benedetto il figlio, tempo ci vuole, ma la benedizione arriva. Se la mamma, quella lingua disgraziata patente, maledice un figlio, sei maledetta, tutti va tutto storto, perché andare solo per tuo figlio? Non lo fare più. Buttiamoci addosso lo Spirito Santo. Io butto addosso a voi lo Spirito Santo stasera. Buttatelo tra di voi. Lo Spirito è pace, è amore, è gioia. E nelle nostre case si bestemmia troppo, si grida troppo, si fa troppe schifezze. No, per favore, ve lo chiedo a nome di Mamma Maria, non fate. Noi siamo i figli di Pentecoste, non i figli dell'inferno. Beh, quando dice a io, chi ha fatto queste schifezze, che sono dovuto assare, non stasera, alle mie vite, nel nome di Gesù, ritiro tutte le bestemmie e le maledizioni del Padre. Altrimenti, poi alza e va te, perché tu puzzi di satanicità. Se tu maledici, tu puzzi addosso, ma è schifo però, arrendi e cambiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia.
soprattutto, devo dire, se in casa o lo dichiara, si porta l'amante, quella casa puzza, è come una tomba armata da cattivo tutto. Non lo fa. Ma se in quella casa si prega, si sta uniti, se marito e moglie davanti ai figli si baciano, si abbracciano, si accarezza, si desidera. Sapete che fanno i figli? Se papà e mamma si abbracciano, sapete che fanno i figli? Si schiaffano sopra e respirano l'amore. Se invece in una casa marito e moglie stai zitto, tu capisci niente, si scende a te, tuo padre, tua madre, la razza tua, maledetto il giorno che tu sposare, fai schifo. I figli sentono, soffrono e ve la fanno pagare. Poi non vi lamentate se i figli si sbandano, a volte non. Una donna che a casa prega e se prega marito e moglie e i figli arrivano all'improvviso, che sta facendo? Stiamo pregando. Quella casa profuma di preghiera, perché quando tu preghi, se poi marito e moglie hanno inizio di pregare insieme, se poi marito e moglie con i figli hanno inizio di pregare insieme, ascoltate, questo è il popolo nuovo, questo è il popolo di Pentecoste, questi sono i figli di Mamma Maria. Voi non l'avete capito, ma la Madonna vi manda a chiamare perché desidera che nasca un nuovo modo di vivere, un nuovo modo di parlare, un nuovo modo di pregare. Non date retta a quei magnacci del mondo che ci hanno sbaldato, ci hanno diviso, ci hanno allontanato dalla fede. Non date retta. E se vi sfottano che voi marito e moglie vi baciate, vi abbracciate, vi avete inizio di pregare insieme, non date retta, voi avete la pace. Se non l'avete fatto fino ad oggi, vedi, se fino ad oggi non l'avete fatto perché vi vergognate, iniziate stasera. Vieni. Per voi. Moglie mia, ti benedico. Marito mio, ti benedico. Lo sto dicendo flessibile. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena
sono qui davanti a te, io mi dono a te, oh mio Signore. Lo chiamiamo. Stasera la presenza di Maria è molto forte e insieme a lei vogliamo sentire forte la presenza di Gesù. Lo chiamiamo. I bambini nati attraverso l'intercessione della Madonna sono nati dalla preghiera. Papà e mamma hanno pregato, hanno pianto, hanno chiesto la grazia ed è nato il bambino grazie alla preghiera della Madonna. Attenzione, lo voglio dire a qualcuno che tiene una testa svitata. Quei bambini sono nati dalla preghiera, non sono nati dal peccato. Molti di noi, io no, sono nati perché papà e mamma hanno fatto peccato. Molti bambini sono nati senza papà, sono nati senza sacramento del matrimonio, sono nati, ci sono certi bambini che hanno 2 papà e 8 no. Poi non vi lamentate che i bambini crescono male. Quanti papà tengo? Ne tengo 2. Uno è papà, l'altro è papà che vi vuole bene, vi dà i giocattoli, vi dà i soldi. Non scherziamo su questo. Il mondo di oggi crea confusione. Poi nascono le persone sbandate di testa, esaurite e depresse. Bambini che stanno nati, sono nati dalla preghiera. Sapete che significa? Che quando un bambino, il papà fa la carezza alla mamma, alla pancia, prega, figlio mio, quando sei bello, vieni, ti sto aspettando, prego per te, ti benedico, papà e mamma, lei incita, vieni in chiesa, si fa la comunione, prega, e il bambino come sempre che si aspetta, si gira e assorbe la preghiera. Quando invece il bambino riceve gridate, urla, minacce e questa donna sta incinta e respira odio, veleno, agitazione, urla, quel bambino nella pancia sente Dio. Poi da grande la fa staccare. Scusatemi, non mi dite niente, ma la Madonna che scioglie i nodi è la Madonna dei matrimoni. E in giro c'è lo sfascio, c'è la confusione.
Santa. Qui è venuto Pino con l'associazione Nostra Signora di Lourdes e ogni giorno raccoglie centinaia di persone che vivono questa sofferenza. Ieri e oggi voi non immaginate quante persone hanno fatto fiumi di lacrime che stanno rovinate per una gestione di vita squallida. È vero, se ho sbagliato a parlare, quante sofferenze. Ieri stava la signora qua dietro, abbiamo dovuto chiudere la chiave, gridavo come una pazza, perché si parlano certe cose. Poi torniamo al Signore. Apriamo il nostro cuore a Gesù. Incominciamo a vivere la fede vera. Il mondo ci vuole sporchi e sbandati. Qui c'è un popolo nuovo, voi non siete un popolo lavato per l'anno, siete nuovi e il Signore adesso sta rinnovando il vostro cuore, sta iniettando la pace. La Madonna anche la scusa della Madonna, perché vi vuole bene, vi vuole che emanate profumo di santità, non puzza di cattiveria, avete capito? A voi questa predica è contro di me che sono cattivo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia,
Vedete che la Madonna che scioglie i nodi riceve dall'angelo una matassa piena di nodi, la Madonna con il suo potere di madre li scioglie, ma sotto c'è un serpente che Satana viene schiacciato dal piede di Maria. Cosa succede? Che mentre Maria scioglie i nodi, il serpente diventa lui nodo da solo. Voglio chiedere alla Madonna un regalo, giusto perché è venuto Pino con un Lambert e con l'associazione Nostra Signora di Lourdes San Luigi Orione, una benedizione su di voi, anche perché vedo che state lavorando troppo, no? State proprio prodigando troppo per aiutare i fratelli, e quindi Signore benedica la vostra associazione. Però voglio chiedere al Signore un regalo, che in questa decina il Signore sciolga tutte le cose brutte che legano la nostra vita. Molta gente sta attaccata, tiene la testa attaccata, tiene il cuore attaccato, tiene il sistema nervoso attaccato, tiene un matrimonio attaccato. Chiediamo alla Madonna con le lacrime che ogni maleficio e maledizione anche a distanza si scioglie. Ci sono alcuni malefici buttati nelle tombe, alcuni malefici buttati nel mare, di fiumi, sottoterra, di cimiteri, alcuni malefici bevuti o mangiati, alcune cose brutte. La Madonna prenda Gesù nel mano, sciolga subito entro stasera ogni tipo di maleficio, in ogni momento, in ogni maniera, soprattutto chi ha mangiato o ha bevuto a polvere di morte di dannaggio, entro stasera la morte tutta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre del Buon Consiglio, Madre del buon Consiglio, e di questo nome, ostacolo, la forza della tua mano, la forza della tua mano, Signore, prega per me. Maria che sciogli i nodi, prega per me. Maria che sciogli i nodi, prega per me. Maria che sciogli i nodi, prega per me. Insegnaci, Signore, a perdonare. Insegnaci, Signore, ad amare. Vediamo. Insegnaci, Signore, ad amare, come anche tu ci hai amato. Signore Gesù, Signor Gesù, ancora, Signore Gesù, Signor Gesù, Signor Gesù, pietà di me. Signore Gesù, Signor Gesù, oh Gesù, Signor Gesù, pietà di me. bene, l'ultima decina, che ne dite, la diciamo piangendo da arrabbiati e da sorridendo, perché facciamo tutto un bisca, no? Lo diciamo 10 Ave Maria a livello di bombardamento pesante. Sapete che la corona sono 10 baci alla parola, sono 10 pallottole contro Satana. Ogni Ave Maria, sapete che cantiamo? No! State zitti! Vai via! Non ascoltare il suo prete! Chiudi la bocca, mi fai male! 10 pallottole fate male. Va bene? Siete pronti? Vi volete arrabbiare adesso? Poi questo è terribile. Arrabbiate. Pronti? Padre nostro. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non lasciare alla tentazione,
forte, forza! Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lasciamo tutti gli oggetti sacri che avete con voi, a benedizione a voi, andate con la cosa, stasera andate a capire, fate una bella dormita e chiedete al Signore di essere veri cristiani come piacciono a Lui. Il Signore sia con voi. E con il tuo